Buonasera. Aspetta che tocco io c'hai da vicino. Aspetta che sono anche sporchi. Ma guarda, Allora, come ben saprete, i americani sono attaccati via dai Iovi, no? Sì, ok. Cioè, no, non hanno un è- problema di Iovi. Insomma, vogliamo dirlo, i americani sono senza Ovi. È notizia ormai risaputa che i americani hanno scommissato a mandarci perfino qua nel Veneto. È vero. Se è abbiamo vero. Ovi. Sì, E io ne sì, sono testimonio, nel senso testimonial, che sì. l'altra sera ero lì che mi mangiavo una frittatina con i zucchini. Sì. A una certa suona il campanello, era la signora Maccleston, ma che? un'americana che però vive a Pol da 10 anni. Ma senti, per piacere, che ci Ovi. È stato lì che mi si è svegliato il neurone che ogni tanto fa un sonetto. Ok? Così il giorno Adrio ho convocato i nostri esperti in uovi examinators, galline researcators Sì, certo. e galetti inseminators. Eppure quelli. Che hanno elaborato un piano performante come mio nonno quando era adolescente. Ma di cosa si tratta? di- Vi starete dimandando da Certo. casa, sentati comodamente sul divano col pigiama fruato, rento ai calzettoni, che se fate un po' di aria vi si gonfia Vabbè. come Ma le no, ma si ma gonfia sì, ma no. come le braghe di Alibaba. Come si chiamerà questa come? startup facile Sì. come il gol che ha fatto ieri a Germania sul calcio d'angolo all'Italia? Sentiamo. Con un modico investimento Sì, iniziale, sì. noi ti forniamo il kit necessario Sì. per avviare il programma Make Your Little Puinar. Scusi, può ripeterlo? Fai il tuo piccolo puinaro. Make ok. your little Puinaro, ovvero vi diamo un galetto ruspante, Sì. 2-3 galline vigliacche, bisogna che siano Sì, ho capito, ma lascia... un chilo e mezzo di paia, un cucciotto per covare gli uovi, completo di una chiave a brugola e istruzioni per il montaggio meglio di quelle dell'Ikea, che vi avanzano sempre quelle 2 o 3 vite e resta col dubbio se vi cascherà il scaffale Göring sul pepino. Com'è che si chiama? Göring. Ma dove sta il business? Vi starete dimandando sempre vi Sì. altri stravaccati su quel divano Ancora. con i cuscini ormai slisi che se potessero parlare chissà quante parolacce vi tirano via, no? Ecco. Il guadagno lo vedrete non appena il vostro puglinaglio entrerà a pieno regime Sì. e quindi la nostra rete di black trafficants e international ricettessor verrà a ritirare gli ovetti ancora belli caldini ad un prezzo stabilito dalla borsa di Marsala, patria del più famoso Marsala all'uovo, no? Insomma, come diceva Steve Jobs, stay hungry, stay foolish e make your little puinar. Sicuro che dicesse così? Come vedete siamo sempre un passo avanti. Bene. One step beyond, come diceva Edoardo Vianello, che come Ma sapete cosa? ha inventato l'Aligali. Sì, ok, è così.